Svaligia la casa di un'anziana e fugge, viene arrestato e si difende dicendo di essere un carabiniere, ma non era vero. Il grande lavoro degli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano in abiti civili ha portato all'individuazione di un 31enne italiano sospetto nei pressi della stazione di Gallarate. Iniziato il pedinamento, l'uomo si è recato presso l'abitazione di una donna di 85 anni dove è rimasto per pochi minuti prima di uscire di corsa. A questo punto gli agenti sono intervenuti bloccando il soggetto all'uscita dello stabile. I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire un articolato raggiro perpetrato nei giorni precedenti mediante la tecnica del cosiddetto spoofing. L'anziana era stata contattata telefonicamente da falsi appartenenti alle forze dell'ordine che con pretesti investigativi gli avevano comunicato la targa della sua auto che era stata utilizzata per una rapina e che il figlio si trovava in caserma per presunti accertamenti. Il soggetto fermato è stato così in grado di farsi consegnare tutti i preziosi in suo possesso per un valore complessivamente stimato di 15.000 euro, allontanandosi dall'abitazione. Gli operatori di polizia hanno recuperato l'intera refurtiva e restituito i beni alla legittima proprietaria.